quando ero piccola ho sempre guardato i telefilm di Disney Channel e il mio sogno è sempre stato quello di far parte di uno di quei film. Così ho iniziato a studiare recitazione a 8-9 anni e pianoforte, in più ho iniziato a comporre prestissimo all'età di 9 anni sia spartiti musicali che testi. Ho iniziato a frequentare anche una scuola di musical perché la mia amichetta del tempo la faceva, allora volevo cominciare anch'io. Ho deciso poi di alzare l'asticella provando a fare il casting per The Bursting School of Musical Theatre a Bologna, la BSMT, e mi hanno presa. Ho fatto 2 anni, solo che purtroppo a causa del Covid ho deciso di continuare gli studi nonostante l'alta formazione che mi hanno dato, e ho deciso di continuare a studiare canto e pianoforte privatamente. E devo dire che mi stanno aiutando parecchio le mie insegnanti, che ringrazio, Letizia Venturi e Angela Madonia, quindi innanzitutto direi la vittoria di quest'anno a Bravissima. Partecipare a un programma del genere, l'ho sempre detto, è un'opportunità, quindi io ringrazio nuovamente Bravissima e Valerio Merola, non mi stancherò mai di dirlo. Tra l'altro io ho partecipato anche l'anno scorso e ho vinto la categoria presentatrice. Non avendo vinto quella totale ho deciso di ricandidarmi e quest'anno è andata molto bene. Poi direi anche aver vinto la Perla d'Italia nel 2022, essere andata in finale a Miss Mondo sempre nel 2022 e poi in realtà di traguardi ne ho avuti tanti. Direi anche la prima volta che ho iniziato a lavorare su una televisione web, quello è stato un po' l'inizio anche di tutto, anche quello. E con Alex Zanella su One TV Emilia Web, in cui conducevamo L'Ora Legale, e direi anche aver iniziato a fare radio con mia mamma. Ho iniziato tutto anche con lei su appunto Radio Soundgate, in cui avevamo la nostra trasmissione, e adesso lavorare su una televisione regionale, quindi andare in trasmissione su Vez Bologna Magazine, canale 88, con il giornalista Marcello De Giorgio. Allora, come mi reputo come artista e come persona? Beh, innanzitutto sono una persona curiosa e sono molto autocritica. Questo può essere un mio punto di forza come un mio difetto, nel senso che magari mi ammazzo da sola, tra virgolette, perché miro sempre a raggiungere la perfezione. Però anche questa mia caratteristica mi permette di continuare a migliorare e cercare di raggiungere il meglio che riesco, che posso fare. Sono una persona anche molto curiosa, amo mettermi in gioco e credo che anche che mettersi in gioco sia per un artista una caratteristica fondamentale, perché un artista che non si mette in gioco non è veramente un artista. Sono anche eclettica, nel senso che da quando sono piccola che studio appunto recitazione, pianoforte, ho fatto anche karate agonistico, quindi diciamo che ho tanti studi che sto continuando a portare avanti e che mi permettono di interfacciarmi poi nelle varie attività che faccio. Quindi la recitazione mi ha aiutato per quando vado a presentare, mi dà più naturalezza, l'impostazione di musical uguale per quando devo cantare, devo ballare, quindi insomma tutto questo pacchetto di caratteristiche penso mi formi come artista. L'esperienza di Bravissima, bellissima, nel senso è stata molto formativa perché mi ha permesso di imparare davvero tante cose sulla presentazione e sul modo di cantare. Come dicevo prima, mi sono messa in gioco. Anche a livello caratteriale mi ha dato molta forza, mi ha dato grinta. Ho conosciuto nuove persone, ho stretto anche delle amicizie. Una bellissima esperienza, vedersi in televisione su Sky, su Canale Italia è unico e mi ha fatto anche capire chi davvero sostiene la mia carriera, chi davvero
crede in me. Questo l'ho capito benissimo con questo programma. I miei prossimi progetti professionali sono troppi, sono tantissimi. Beh, innanzitutto Bravissima mi ha offerto, mi sta offrendo e mi offrirà tantissime prospettive anche a livello lavorativo, e questo già non è poco. Poi ho tanti progetti in cantiere, molti in realtà non posso neanche dirli, sono un po' scaramantica su queste cose, però riguardano a livello di presentazione e discografico. Quindi speriamo bene, incrociate le dita per me e dai, se funzionano saranno tante belle cose. Le persone che mi sostengono, beh, sono tante, nel senso che già averne 10 è tantissimo. Innanzitutto ci sono i miei genitori, che io non smetterò mai di ringraziare perché fin da quando sono piccola sostengono tutte le mie follie, e avere una famiglia che ti sostiene purtroppo è molto raro. E infatti non capisco neanche quei genitori che non sostengono i propri figli, che non provano un minimo a sforzarsi nel vederli felici. Purtroppo è una cosa che ho scoperto essere molto rara, la mia situazione. Ringrazio anche il mio ragazzo perché mi sostiene davvero in tutto ed è bellissimo anche il nostro rapporto. Sono anche molto contenta della mia insegnante di pianoforte Letizia Venturi, della mia insegnante di canto Angela Madonia, e anche gli altri miei parenti, mio nonno, mia zia. Diciamo che ogni tanto è un po' tubante su questa carriera perché è un mondo difficile, però il mondo di adesso è difficile, quindi tanto vale buttarsi e fare alla fine nella vita quello che ci rende felici, perché non si sa mai come può andare a finire. E un'altra persona che mi sostiene è Valerio Merola, che mi sta facendo da mentore, mi sta insegnando tantissime cose a livello professionale, e anche ringrazio Franco Donato perché mi sta seguendo moltissimo anche lui nella mia carriera, mi sta sostenendo veramente tanto. Poi vabbè, di persone ce ne sono talmente tante, quindi se le cito tutte per nome arriviamo fino a domani sera, quindi io ringrazio tutti quelli che mi sostengono, lo sanno, quindi io vi ringrazio. Chi non mi sostiene fa lo stesso, non mi interessa, ho già un sacco di persone che mi vogliono bene, credono in me, quindi niente.